Buongiorno e ben ritrovati in diretta per questa nuova puntata di 7 in punto. Oggi parliamo di arte, di un progetto artistico che coinvolge il territorio dei Colli Euganei e non solo, insomma l'intera comunità padovana, che è Teolo Arte e Natura, ed è venuto a presentarci, ne parleremo con il regista padovano Marco Segato, che ringrazio per essere qui intanto. Grazie a voi. Un progetto che coinvolge l'intera comunità euganea, però non solo, insomma, ha un raggio molto ampio ed è un progetto artistico nato di per sé proprio dalla mente di Marco Segato. Teolo Arte Natura, tra l'altro abbreviato TAN. Intanto che cos'è in poche parole? Diciamo che è un progetto che si sviluppa nell'arco di un paio d'anni, che punta a portare l'arte contemporanea negli spazi open air, diciamo, del comune di Teolo, in particolare su quelle aree legate a Passo Fiorine, che è uno dei posti più belli, insomma, dei Colli Euganei, ma allo stesso tempo anche un po' più delicati. L'idea di fare un percorso di questo tipo nasce un po' dall'esperienza fatta nel corso degli anni, a cominciare dall'Eugania Film Festival, che era un'iniziativa che abbiamo fatto nascere più di 20 anni fa e con cui avevamo fatto delle proiezioni alle Fiorine, con cui avevamo creato delle relazioni col territorio e anche il comune in cui sono nato, per cui ci sono molto affezionato. E l'idea era un po' questa, quella di provare a ripensare un territorio, uno spazio, un luogo, un paesaggio anche, mettendoci un segno che sia però connaturato, perché il progetto artistico è di arte ambientale, land art, site specific, ognuno ha un termine diverso per quello che è, come dire, l'arte che trova non nel museo, non nella galleria, ma nello spazio, nel paesaggio, il suo luogo ideale di confronto. Com'è strutturato? Andiamo un po' a ritroso, è partita l'idea, è stato presentato e poi com'è di per sé strutturato? Quali sono le scalette? In che fase siamo? Allora, diciamo che il progetto è nato 1 anno e mezzo fa, quando è uscito un bando della Cariparo, che era lo Win Non Comuni, che insomma, proponeva di lavorare su degli spazi, di coinvolgere l'amministrazione per provare a ripensare alcuni luoghi, e non riqualificarli, ma ripensarli è la parola giusta, in accordo con la comunità, quindi una sorta anche di coprogettazione, che potessero avere anche, come dire, una ricaduta di benessere per il territorio e anche, insomma, per chi quel territorio ne è vicino, ecco, non solamente chi lo abita, ma anche chi ci confina. E l'ho proposto al comune di Teolo perché, insomma, appunto l'amministrazione anche era sensibile, visto che il Parco delle Fiorine è appunto un luogo delicato, e quindi abbiamo avviato una serie di incontri con anche le associazioni del territorio, perché abbiamo coinvolto la Proloco, l'associazione Calicanto, Cammini Euganei, il Comitato Feste Popolari, il Museo Dino Formaggio, che è anche il punto, come dire, il centro nevralgico di questo progetto, e quindi abbiamo, insomma, applicato, abbiamo ottenuto il finanziamento, vinto il bando, e abbiamo iniziato l'estate scorsa a promuoverlo facendo una serie di incontri, di proiezioni, di spettacoli, soprattutto nel territorio, per sensibilizzare chi ci abita. A dicembre è uscito il bando, una call per artisti, in 8 articoli, che uno può trovare nel sito visitateolo.it. Il bando scade a marzo, i primi di marzo, poi ci sarà una selezione delle opere, degli artisti, che verranno invitati in residenza a cavallo tra maggio e giugno a realizzare le opere con quello che trovano nel bosco o con quello che, insomma, hanno portato magari dai loro laboratori, per poi, come dire, aprire ufficialmente a fine giugno, i primi di luglio. A livello materico, effettivamente, di che materiale potrebbero essere queste sculture di per sé? Perché comunque si parla di per sé di installazioni o di sculture, non di arte ovviamente performativa o quantomeno, insomma, digitale e multimediale. Ricordiamo che siamo in un posto ovviamente limitrofo, insomma, ad una zona boschiva, eccetera, quindi si parla proprio di installazioni, o sbaglio? Sì, allora, appena uno comincia ad entrarci, insomma, si scoprono dei mondi anche molto poco conosciuti e molto affascinanti, perché uno per prima cosa pensa al legno e alle sculture del legno, all'utilizzo ad esempio dei rami, degli alberi, delle siepi, dei rovi, insomma ci sono anche delle opere meravigliose
che ho visto insomma, facendo dei sopralluoghi in altri progetti o percorsi simili, insomma, dove ci sono delle strutture che dialogano col paesaggio, per cui la natura, il sottobosco che cresce nell'arco di una stagione crea un'opera naturalmente intorno a quella struttura, che può essere appunto necessariamente non di plastica o di materiali insomma, che vengono collocati lì. Ma possono essere anche delle opere fatte con la pietra, possono essere delle sculture, possono addirittura essere delle opere fatte con delle piante, dove l'esperienza non ha a che fare con, diciamo, una scultura, ma con quello che la stagione modifica, nel come la stagione modifica, insomma, quello spazio o quell'idea lì, insomma. Dicevo che è nata un po' dall'esperienza dell'Euganea, ma in realtà anche da una frequentazione negli anni ad Artesella, che è questo luogo meraviglioso a Borgo Valsugana, dove non solo c'è un museo a cielo aperto, forse uno dei più importanti in Italia e non so, anche in Europa, ma che fa anche delle residenze artistiche, per cui nel corso della mia esperienza lavorativa ci sono capitato più volte e in più occasioni, per seguire magari concerti, per lavorare alla stesura di copioni e ho sempre visto questo rapporto tra chi andava a visitare, il paesaggio, chi quel luogo lo viveva, insomma, come un elemento assolutamente interessante e anche di scoperta. Perché spesso diamo un po' per scontato che i luoghi, la naturalità, il mantenimento, la conservazione anche ambientale di uno spazio sia nel negare qualsiasi tipo di intervento, mentre invece secondo me sta nel realizzare degli interventi che siano in equilibrio con quel paesaggio quell'ambiente. E che in qualche maniera anche lo spingano un po' in avanti. Ricordo ad esempio che anche con Lugano tra le prime cose era stato fare delle proiezioni in castelli o ville che erano abbandonati o altri come il Cataio che veniva utilizzato solo per i matrimoni, parliamo di 20 anni fa. Mentre invece trovare una finestra che si apre su un'altra parte del mondo, in un parco, che tu hai sempre pensato in un modo, insomma, ecco, quel tipo di emozione, insomma, mi ha sempre affascinato. Rivalorizzare di per sé una bellezza che già c'è sui Colli Euganei in qualche modo, Certo. si può definire così, o chiedere l'aiuto a queste persone di per sé di dare quell'occhio effettivamente artistico ad una visione già bella di per sé di quello che è l'ambiente dei Colli Euganei, giusto? Sì, infatti anche nell'idea di collocare delle opere in alcuni punti magari panoramici. Ma in simbiosi con quella Sì, che è però la... io ero ad esempio sono molto contrario, no? Per cui ad esempio c'è un sentiero molto bello che porta alla chiesetta di Sant'Antonio, c'è un famoso salto che viene chiamato il salto della Volpe, dalle cui rocce si vede tutta la parte che dà, diciamo, a est dei colli. Però lì non ci va niente, per quanto sia probabilmente uno dei posti più, adesso uso questa brutta parola, ma instagrammabile, no, dove poter mettere un'opera, però proprio il fatto che quello spazio lì non ha bisogno di nessun intervento, anzi, cioè proprio la bellezza di quel... E diventa un punto in un percorso, per cui magari è una zona un po' più neutra, un po' più anonima forse, che ha bisogno di essere guardata con più attenzione, ma anche nel tipo di sottobosco, di alberi. Un artista mi ha scritto: ma che tipo di alberi ci sono in quel posto dove immaginate? E io non lo sapevo di preciso, sapevo che c'era la rovinia, che c'era un faggio, ma non avevo, come dire, contezza precisa. Per cui siamo andati con un esperto, insomma, del comune e abbiamo mappato il tipo di... E anche questo nel piccolo, insomma, è un'operazione magari per me nuova, ma per chi magari frequenta i colli con più assiduità, insomma, è più scontato. Però ecco, mi piace anche l'idea che ci sia un elemento di scoperta o di sorpresa e anche di pensiero in avanti, esatto. Quasi una visione un po' futura anche. Ma a livello pratico come verrà strutturato? Si parla di un percorso di per sé quasi museale a cielo aperto, con diverse postazioni che già avete ipoteticamente identificato. Certo, sì. Diciamo che l'idea è quella di lavorare intorno alle fiorine, non intaccando almeno più di tanto, insomma, il prato, ecco, ma magari generando un unico segno in quello spazio che sia significativo. Stiamo parlando di uno spazio dove c'è un parcheggio, un bagno, non certo, insomma, il posto in un parco
avventura, insomma, quindi uno va a lavorare anche su uno spazio che è molto frequentato, magari d'estate, nei weekend, a Pasquetta in sì, poi. iperaffollato. Però proprio per questo ha generato anche tutta una serie di dinamiche molto complesse, costringendo l'amministrazione a mettere dei paletti, a togliere l'immondizia, a rimettere i bidoni, insomma. Per cui diciamo che questo progetto è anche una sorta di work in progress, cioè è un'idea che abbiamo costruito, sappiamo dove vogliamo arrivare, però non è facile arrivarci, ci possono essere dei paletti, il fatto stesso che quelle aree siano di competenza del parco, della provincia, del comune, qua alcune zone sono private, già questo ci costringe a una mappatura delle competenze, delle autorizzazioni che non è così scontata. Però diciamo ecco che un'idea è quella di collegare il museo che c'è a Teolo Alto con il sentiero che porta su alle Fiorine, che passa dalla chiesa di Sant'Antonio per arrivare alle Fiorine. In prospettiva poi, visto che il progetto si concluderà quest'anno, quest'estate, ma ha l'ambizione di andare avanti negli anni, magari penserà al sentiero che, come dire, circumnaviga il Monte Grande o ad altre aree del comune, insomma, quindi questo è appunto una cosa che... l'asset da seguire. Sì. Dove subentra effettivamente la figura di regista? Lei ha collaborato insomma con volti noti, con nomi importanti, da Paolini, comunque Mazzacurati, da Zanzotto, quindi insomma ha già una cultura di spicco alle spalle, e la figura effettivamente ora di regista come la sta attuando in questo progetto artistico-culturale? Allora, diciamo che il lavoro di regista è un po' quello di mettere insieme una serie di persone che credono in una tua idea, mettere insieme delle persone che abbiano delle competenze molto più avanzate della tua su specifici passaggi per portare a casa un progetto. In questo senso l'organizzazione di un evento come quello dei festival, in parte ha lo stesso percorso, dove tu hai un'idea, devi trovare il denaro per attuarla, devi fare anche un po' di fundraiser, devi trovare le persone che ti accompagnano lungo questo percorso, hai dei momenti di estrema vicinanza, partecipazione come quella di una troupe, e poi questa cosa insomma vive di natura come un film, quando lo chiudi, insomma poi è tuo ma non è più tuo, insomma ne segui il percorso, e lo stesso mi immagino il progetto, le opere d'arte. In questo caso io non ho una competenza specifica nell'arte contemporanea, insomma pur avendo fatto un percorso di laurea in lettere con tutti i percorsi di arte eccetera, ho lavorato allo UAV, però mi sono circondato appunto di persone che hanno una competenza più specifica. La curatela ad esempio artistica del progetto è affidata a Stefania Schiavone e a Caterina Benvenu, che lavorano nel progetto Giovani di Padova e che si occupano di tutta una serie di progetti, di progettualità artistiche, anche di site specific. Sabato scorso hanno inaugurato un progetto proprio nell'area della stazione, e quest'idea che condividiamo e su cui ci siamo anche confrontati spesso negli anni, di come l'arte, che possa essere anche il cinema, ma in questo caso insomma, possa in qualche maniera dialogare con l'ambiente e diventare un elemento anche politico, insomma è una cosa in cui crediamo molto. Politico nel senso alto del termine, cioè che spinga delle persone a farsi delle domande, indipendentemente dalle risposte che trovano, non nel dare delle risposte, quello è un altro tipo di progettualità. In questo senso anche il mio lavoro di regista negli ultimi anni, ad esempio con Marco Paolini abbiamo cominciato un percorso molti anni fa, ma nel 2022 Marco Paolini e Telmo Pievani hanno portato in scena un progetto che si chiama La Fabbrica del Mondo, che è andato in onda su Rai 3, che era un programma televisivo legato all'Agenda 2030 dell'ONU. Con Marco quel progetto si è sviluppato in un progetto che si chiama Mar de Molada, legato ai fiumi, e a un'idea di teatro campestre, civile, insomma, per sensibilizzare la gente, fino ad arrivare ad Alieni in Laguna, che invece è una produzione teatrale che parla di specie aliene, di biodiversità, realizzata con Andrea Pennacchi in tournée in questo periodo, che in qualche maniera insomma, unisce una serie di fili che negli ultimi anni mi hanno coinvolto. Ecco. Quindi un regista, di per sé poi un team, ed effettivamente questo team che poi valuterà le opere, su che elementi si baserà? Cosa si aspetta effettivamente questo team poi dalle opere che riceverà? Non lo so, questa è anche la parte bella, cioè di non avere delle aspettative quando fai delle cose per la prima volta, mentre
Stefania e Caterina hanno le idee molto più chiare, sanno già cosa aspettarsi. Per me, come anche per l'amministrazione, insomma, è un po' una sorpresa. È un po' una sorpresa, però è anche stimolante. Poi ovviamente uno, per l'esperienza mia, deve studiare per arrivare lì, quindi non sarà una scelta affidata al caso, al sentimento, ma sarà frutto di una serie di variabili, anche in quel caso, legate, che ne so, all'esperienza dell'artista, al tipo di progetto, alla fattibilità anche, perché non tutte le opere che immagino arriveranno avranno la stessa come dire, possibilità effettivamente concreta poi di trovare effettivamente una soluzione concreta dopo di installazione. Perché anche su quello è tutto un po' da... Anche perché ci siamo dimenticati di dirlo, effettivamente c'è un'idea di tenere l'opera un 2-3 anni, se non sbaglio. Sì, nel bando insomma si richiede... Poi è specificato nel bando, comunque insomma da sottolineare anche questo. Però devo anche dire che in questi 3-4 mesi che ci separano dall'arrivo degli artisti ci saranno una serie di incontri in cui verranno a parlare, che ne so, il direttore del Dipartimento di Geografia, il presidente di Artesella, un curatore, insomma, di altri progetti, per cui questo serve a formare, sia, non dico formare, però a informare noi su quello che ci aspetta, eccetera, ma allo stesso tempo sono iniziative aperte anche alla comunità, perché la sfida è un po' quella di creare all'interno della comunità dei custodi, cioè rendere... Un reciproco, una reciproca. E poi anche un'altra questione fondamentale, non c'è un tema di per sé, il tema è libero. Come mai questa scelta? Ma anche questa, insomma, era per non creare, per non dare troppi vincoli e per non far sembrare, come dire, quei sentieri tematici sugli animali o sulle piante, insomma, che magari... Già indirizzato. Sì, sono un po' eterodiretti, per cui il tema passa un po' in secondo piano. Mentre ci piaceva un po' l'idea di lasciare la libertà dell'artista e non costringere l'artista a dover spesso, magari a posteriori, come appioppare un'idea. C'è ovviamente una valutazione anche sul valore che l'artista dà all'opera, sul senso che lui deve documentare, insomma, o lei, insomma, deve documentare all'interno del progetto, insomma, quindi sarà importante per noi capire qual è l'elemento che spinge la creazione di quell'opera, perché è lì, perché noi dobbiamo posizionarla lì e cosa questo connubio potrebbe generare. Il percorso un po' ritroso alla scoperta di quella che è stata l'idea di per sé di partenza, anche per voi ricollegare tutti gli elementi che magari voi avevate dato all'inizio, giusto? Sì, io credo che sia un progetto che si alimenterà di confronti e che su questo possa anche incappare in degli errori, in dei vicoli ciechi, ma allo stesso tempo, insomma, c'è anche la serenità di avere un gruppo di lavoro intorno che può governare questa cosa. E solo magari prima di concludere, voi cosa vi aspettate invece dalla cittadinanza, non solo di per sé di Teolo, ma dalla comunità che di per sé magari anche frequenta i Coliugani, è una zona molto frequentata anche da sportivi, escursionisti, anche climbers, a pochi passi vi è anche una falesia, quindi cosa vi aspettate dalla comunità in senso largo? Allora, io credo che ogni intervento di questo tipo generi in qualche maniera un conflitto, e il conflitto di per sé... Un conflitto sano. Sì, esatto, cioè diciamo un conflitto narrativo, ecco, sulla narrazione di uno spazio e sulla messa in discussione dello status quo e di come siamo abituati a percepire un tipo di paesaggio, e allo stesso tempo possa anche generare degli elementi di affezione con quel paesaggio. Io sono molto legato, che ne so, a determinati luoghi che ho frequentato lì, magari con i miei da bambino, e che ancora adesso rivivo come emozione, come esperienza. Se si riesce in qualche maniera a costruire questa cosa, non solo con l'opera, ma anche con quello che sarà l'intorno, per cui ci sono dei laboratori per le scuole, quindi anche le scuole, i bambini faranno un'installazione che durerà un anno per poi rifarla l'anno dopo. Ci saranno anche dei musicisti, ci saranno delle poesie, insomma legare alle opere un'emozione, questo mi aspetto che venga recepito un po' da chi frequenta quelle zone. E poi una battuta in realtà molto rapida, a chi è rivolto di per sé questo progetto? Intendi come artista? Come artisti. Anche questo per me è un po' un mistero, nel senso che ad Artesella ci sono artisti a livello internazionale, ci sono delle opere addirittura di Sassolino, per citare un artista conosciuto, mentre invece altri sentieri o diciamo progetti di questo tipo hanno degli artisti assolutamente sconosciuti, magari giovani anche con le loro prime opere,
ci sono dei collettivi, c'è gente che fa scenografia e che arriva lì con un'idea insomma anche originale. Quindi per me è abbastanza trasversale, cioè si rivolge a chiunque lavora con, diciamo, in termini artistici, con il paesaggio come luogo. Insomma, ecco. Un'ultima battuta in realtà anche molto curiosa e simpatica prima di concludere: se lei dovesse essere in questo momento nelle vesti dell'artista che presenta la domanda, che progetto presenterebbe? O che tipo di idea avrebbe in mente? Su questo mi coglie un po' impreparato. A me piacerebbe molto avere delle opere mimetiche, che fossero in mezzo al bosco, che magari non necessariamente fossero installate a terra, che fossero quasi invisibili, che mi costringessero a un'osservazione come quelle cose della settimana enigmistica dove devi trovare le differenze, insomma qualcosa che magari anche cambia con la stagione e quindi che diventi ogni volta un'esperienza, perché anche l'idea del progetto è quella di destagionalizzare la fruizione di un luogo, per cui magari tornarci se e quando magari nevicherà. Non solo Pasquetta, ma anche in altri contesti. Sì, anzi, non a Pasquetta, perché sai già che a Pasquetta insomma nemmeno ci arrivi lì, ma magari con un cambio di stagione. Insomma, abbiamo fatto anche un sopralluogo recentemente ed era una mattina assolutamente fredda e c'è questo fenomeno per me straordinario della nebbia, delle nuvole basse, per cui quando sali dalle Fiorine, ma anche per arrivare dove si lanciavano qui deltaplani, insomma, dove hai un panorama che, insomma, a cui sono molto appunto legato in quel senso lì, ecco. La tanto ricercata inversione termica dei Colli Euganei. Prima di concludere, solo un po' per i nostri telespettatori che magari ci seguono, ribadire le scadenze per i bandi, insomma, imminente, ci sono 2 mesi, parliamo del 2 marzo, giusto? Esatto, come ultima scadenza, quindi 2 parole e poi magari un consiglio, se effettivamente tra gli spettatori c'è anche un futuro artista, ecco, di Teolo Arte e Natura. Beh, allora nel sito, che appunto è visitteolo.it, che è il sito dove si trovano tutte le informazioni del bando, ma anche di cosa vedere a Teolo, insomma il sito turistico del comune, lì trovate il bando, vi iscrivete, ci sono tutte le regole, insomma. La scadenza appunto è il 2 marzo, noi ci prenderemo una quindicina di giorni per selezionare le opere e poi insomma entreremo in dialogo con gli artisti per capire le modalità. Agli artisti darei il consiglio di farsi un giro a quelli che possono permetterselo, padovani, nei luoghi e lasciarsi un po' ispirare da quello che sentono, da quello che vedono. Non deve essere necessariamente per me qualcosa di conciliante o di bello, cioè nel senso forse più convenzionale del termine, ma qualcosa che deve spingere una lettura insomma un po' più stratificata, perché non si tratta di abbellire un paesaggio o di lasciare un segno così conciliante, ma quello di generare anche un sentimento che non deve essere facile. Qualcosa anche di profondo, quasi intimo nella sua idea di creazione. Non dobbiamo nasconderci che appunto i Colli Euganei è un luogo antropizzato, fortemente antropizzato, non c'è niente di naturale. Cioè nei secoli, insomma, noi consideriamo naturale quello che vediamo quando siamo nati, ma ad esempio c'è un posto lungo la strada che porta a Sant'Antonio, che adesso è pieno di rovi, eccetera, e un giorno facendo un sopralluogo ho incrociato questo anziano che mi raccontava che lì giocavano a calcio, che è un posto che è impensabile, che addirittura portava a pascolare, aveva 2 vacche quando era piccolo nella fattoria dei suoi, che le portava a pascolare lì sopra, insomma. Io non avrei mai immaginato che quello fosse un posto dove giocava, poi parlando con qualcuno diceva ma sì, ma negli anni... Quindi anche questo per me è interessante, perché magari un artista riesce anche a recuperare la memoria di uno spazio, di un luogo, di qualcosa che rimane un segno, e quel segno lì non deve per forza guardare avanti, ma deve anche connettersi con quello che è stato, magari col passato. Esatto. E quindi un augurio di buona arte a tutti. Io ringrazio ancora per essere stato qui con noi a Marco Segato, scusate, e un grazie ancora veramente per aver partecipato, per aver presentato questo progetto, e insomma ricordo a tutti, trovate tutto nel sito, e il nome, mi raccomando, Teolo Arte e Natura. Grazie intanto per essere stati con noi, arrivederci.